Scatman's World. Ragazzi, ultima gara del mondiale, forse ultima gara della serie, vediamo. Ragazzi, settimo posto in griglia, quindi buone qualifiche. Dobbiamo stare davanti a Marquez. Se stiamo davanti a Marchetto Marquez, siamo campioni del mondo. Ragazzi, basta ciaccole, basta tutto. Andiamo per una gara devastante. Gran Premio di Valencia, la gara del Comendone, la resa dei conti. Vai, Fiori. Per cortesia, ragazzi, portiamo a casa il titolo, una gara comunque abbastanza favorevole. Valencia, Gran Premio di Spagna, la resa dei conti. Un punto di vantaggio del Comendone su Marquez, veramente solo il Comendone fa stagione così comunque. Tra il calcio e moto, Formula 1 sempre all'ultima gara. It's incredible, it's incredible. Come pazzo. Chi sta davanti tra Marquez e Comendone vince, eh? Cioè così, non ci sono altre cose. Il Come ha fatto 10 vittorie stagionali, non possiamo perdere questo mondiale, veramente mi spacco i maroni se prendiamo questo mondiale. Mamma mia. Speriamo che non sono flashback, non c'è nulla. E siamo qua, Marquez in questo momento è campione del mondo. È bello chiudere con una vittoria. Attenzione, eccoli qua, ecco il duello. Tutta la Spagna chiaramente, tutta Valencia è pro Marquez. Vogliono anche aiutarlo anche Lorenzo e Pedrosa, ma ragazzi che sfida, c'è proprio un blocco contro Veneziano, i tre spagnoli contro Veneziano, ragazzi, una cosa abbastanza ufficiale. E qua il Cube però entra in maniera devastante. Mamma mia il Cube come è entrato. Come è entrato Veneziano. In questo momento Veneziano è campione del mondo. Vai come svernicia Lorenzo Ciololi. Marquez è quarto ragazzi. Marquez è quarto. Veneziano va lungo. Lorenzo torna davanti, ma in questo momento sempre il Cube è campione del mondo. Tutti sono in Marquez è terzo, ragazzi. Marquez è a caccia. Nelle 3 stagioni comendiane ha vinto 2 volte Marquez e una volta Lorenzo, quindi è Lori il campione del mondo in carica, ma sta lasciando il titolo o al suo amico spagnolo Marquez o al rivale veneziano. Rossi chiaramente tifa per Veneziano, un italiano campione del mondo manca da tanti anni. L'ultimo è stato proprio Vale Rossi, chiaramente nella classe regina, ragazzi, la classe regina. Chiaramente non punta alla vittoria, ma punta a stare davanti a Marquez, che basta quello, poi chiaro vince l'11ª vittoria sarebbe bello. E qua il Cube fa il numero, Valencia è impietrita nel vedere un Comendino così. Vai Comendino per la gloria. Mamma mia. Bravo Veneziano, bravo il Cube, bravo questo Cube. It's incredible Cube. Final lap, ragazzi, Marquez è sempre quarto. Marquez non sembra avere dato bandiera bianca. Girone con ancora di Veneziano, spettacolare il Cube. I tifosi italiani sono in silenzio, i tifosi di Valentino sono lo stesso silenzio perché ci tengono a vedere Veneziano trionfare, perché è un bravo pilota, un bravo ragazzo. Chilometri separano il Comendone dal primo successo in carriera, dalla prima vittoria mondiale. Vai Come. Tutto il mondo si aspetta il Come campione del mondo ormai. Marquez sta molto indietro. Qua Veneziano va un po' lungo qua il Come. I tifosi sono con la gola, veramente con un nodo in gola. Le bandiere veneziane stanno sventolando, ma manca ancora un po' prima di poter dire campioni del mondo. Oddio,
No, si è spento il joypad, ragazzi, ho cambiato batterie, porca puttana. Sta proprio non ci voleva. Meno male che mi ha avvertito, cioè che ha messo pausa da solo il gioco, però ho perso un po' la concentrazione. Dai Kuma. Dai Kuma. Ragazzi, il Cube è campione del mondo! Con l'11ª vittoria! Un Cubendone devastante! Diventa campione del mondo per la prima volta, ragazzi, e finisce la serie di MotoGP, una serie un po' controversa, iniziata con 2 mesi di ritardo per colpa dello Steam Cloud di merda. Ma siamo campioni, Beppe. Il veneziano è primo, con 13 punti di vantaggio a 342 km del mondiale. Veneziano piange in lacrime, Veneziano in lacrime. Comenda veneziano si laurea campione del mondo. È fatta Beppe, è fatta Beppe, è fatta Beppe, è fatta Beppe. Senza dubbio è Campione del mondo. La serie è finita, ragazzi, mi dispiace, è una serie un po' diversa da MotoGP 13, ma non farò lo stesso errore che il prossimo anno comprerò il gioco per Xbox così da cominciare subito senza problemi. E siamo campioni del mondo. Ok raga, un saluto dal Cubendone veneziano, ci ribecchiamo su MotoGP 15, adesso partiamo con FIFA, WWE, NBA, The Sims e tutti gli altri giochi cubendiani. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano, grazie di tutto. Ciao campioni del mondo. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.